processione tra il fuoco, il santo e il gilet. Sole d'aprile, sole che scalda a metà, giacche gessate, mogli rumate, aperitivi nei bar. Passa una banda di pana e tromba, ricorda e cornetta e passa una banda di pane e tromba, le maggiorenne a danza. Passa una banda con la gran cassa, applausi di larga. Passa una banda e la gente resta nei desideri a marcia. Siamo con il cappello a cilindro. Leggo qui dalla vostra biografia che avete già una solida esperienza live, non siete proprio dei novelli comunque. Così si dice, sì, cioè nel senso sono 7 anni che suoniamo insieme, quindi abbiamo macinato chilometri di autostrade, suonando ovunque, cominciando anche a suonare per strada fino ad arrivare in inverno nei migliori club italiani e d'estate insomma ci facciamo le nostre date, sì, comunque suoniamo parecchio. Avete suonato anche il 1° maggio a Roma, due volte, un paio di edizioni. Sì, un paio di 2005-2006, quindi le ultime due. Ammazza, cioè... Sì. Una bella esperienza. Sì, sicuramente una bella esperienza, comunque gonfia di adrenalina proprio, insomma, anche esperienze diverse, insomma, comunque una dall'altra, comunque dense di emozioni, come si può dire, insomma, sì. Sì, vabbè, un'esperienza No, è che ancora a ripensarci, insomma, un po' ti emoziona. Sì. Ma sarà un'esperienza diversa da quella di Musicultura, anche come pubblico. Sì, penso di sì, perché qui comunque è molto più raccolto, molto più da focolare, insomma. Quindi... Vi sentite comunque a vostro agio in questo ambiente? Sì, anche perché siamo, e ci piace definirci poliedrici, quindi ci buttiamo un po' in tutte le situazioni, avendo anche dei pezzi nei dischi che ci permettono di farlo, insomma.